Dopo 3 pareggi consecutivi il calcio Padova femminile sbarca a Udine per cercare di interrompere il trend e ritrovare una vittoria che manca ormai da più di un mese. Le biancoscudate per la sesta giornata del campionato di Serie B indossano ancora la maglia verde disegnata dal club Avis biancoscudato e un Padova che parte bene all'11° minuto, colleziona la prima occasione per andare in vantaggio e velocissima come sempre Margherita Giubilato che entra in area di rigore ma angola troppo il sinistro, la sfera termina fuori e così da questo rinvio quasi a casaccio della difesa dell'Udinese nasce il gol friulano con Zitter che al 12° batte Martina Donà. Qua però sono grandi le colpe della difesa del Padova, un po' distratta Padova che quindi va subito in svantaggio al 12° ma dopo 6 minuti riesce a tornare in carreggiata. C'è questo calcio d'angolo, si accende una mischia, l'ultima a toccare il pallone è Marta Michelon che con il ginocchio sinistro riporta in parità la sfida. È 1-1, Padova che trova il pareggio, attacca per quasi tutto il primo tempo, al 38° va anche vicina al 2-1, c'è ancora questa svirgolata alla difesa dell'Udinese, Claudia Ferrato però colpisce di testa e manda alta, così si arriva al 24° minuto del secondo tempo e l'Udinese ritrova il 2-1, assist di Blarzino per Veriti che segna con il destro e riporta le friulane in vantaggio, però subito dopo questo gol c'è il cambio che decide la sfida. Mister Babetto sceglie di far entrare in campo Sofia Carli e dopo 30 secondi l'attaccante la ripaga così con questo pallonetto delizioso che si insacca sotto la traversa. È un gol bellissimo quello della Nea entrata con il destro. Al 25° il Padova trova il 2-2 ma è incredibile perché passano appena 20 secondi, c'è ancora questo errore della difesa dell'Udinese, ne approfitta Margherita Giubilato che salta 2 avversari, entra in area di rigore, il tiro parato e ancora Sofia Carli a segnare il 3-2, questa volta di rapina incredibile. Nel giro di 1 minuto e mezzo dal suo ingresso in campo Sofia Carli segna 2 gol e praticamente ribalta l'inizio della partita dal 2-1 per l'Udinese al 3-2 per il Padova. Peccato però che dopo appena 1 minuto ancora il Padova subisca il gol in maniera praticamente identica del 2-1. C'è ancora Blarzino che se ne va sulla sinistra, incontenibile questo esterno dell'Udinese, mette in mezzo per Tortolo che segna con il destro il 3-3, una partita infinita. Il Padova paga ancora le proprie distrazioni difensive proprio quando sembrava scritto il 4º pareggio consecutivo per il Padova. Arriva questo calcio d'angolo di Margherita Giubilato, non la tocca nessuno finché la palla non danza sulla linea di porta. Qua non si capisce se l'ultimo tocco sia di Michelon o se la palla sia già entrata. Fatto sta che c'è il 4-3 per il Padova. Il gol verrà segnato poi a Giubilato direttamente da calcio d'angolo, giusto premio per Margherita Giubilato visto che nel primo minuto di recupero serve anche l'assist per Claudia Ferrato che chiude i conti con il 5º gol biancoscudato e così dopo tanta fatica, dopo 2 rimonte, dopo essere stata sotto per 2 volte il Padova riesce a ritornare alla vittoria, vince per 5-3 sul campo dell'Udinese. Padova che adesso è anche il nuovo miglior attacco del campionato di Serie B. Biancoscudate che si attestano adesso al 4º posto in classifica. La settimana prossima in Via Vermigli ospiteranno il Castelvecchio.